Marino Masiero, parliamo di turismo che richiede anche infrastrutture, servizi e parliamo di un'area specifica, Chioggia, meravigliosa, poco nota. Grazie dell'assist. Io rappresento Gruppo Turismo Chioggia, mi occupo di sindacato nautico nazionale e quindi anche di turismo lento e di nicchia, quel turismo famoso a cui lei faceva riferimento un attimo fa, dell'enogastronomia, del birdwatching, della bicicletta, dei casoni in laguna, dei campi boe. Per darle un'idea di quanto male può fare la politica, prima si parlava di competenza, al settore turistico le do solo questo dato. Nella nautica italiana, prima del manovra Monti, lavoravano 270.000 addetti, tanto per capirci, molto di più che non nella Fiat, no? Cioè, certo. Siccome si parla di sindacato nazionale e di corporativismo, io rappresento un poco quello della nautica. In 2 mesi il governo Monti ha fatto 90.000 disoccupati. Quindi subiamo un distacco dalla realtà di chi ci governa, spesso e volentieri perché manca il collegamento attraverso le competenze. Nella laguna veneta in genere, che è la nostra Camargue, che però non è conosciuta in nessun'altra parte del mondo se non come dire nel Triveneto, ci sono 1860 km di canali navigabili. È alla pari in termini di potenzialità di turismo lento, acqueo ma anche umido, e per umido intendo il balneare, la bicicletta e l'escursionismo naturalistico in genere, quindi la canoa eccetera, al pari con Fort Lauderdale e Miami. In Camargue il turismo lento oggi fa 100 milioni di euro di fatturato, noi in Laguna Veneta forse arriviamo ad 1. Il tema della distanza, poi dei collegamenti di parte del territorio veneto rispetto alla capitale della regione, ma al resto del mondo, è un problema gravoso. E mi spiego, non è pensabile che il turista o il cittadino si spostino da Parigi a Venezia, ci mettano 2 ore di volo e per arrivare per esempio in Laguna Sud ne mettano 2 e mezza. Parlo di turista e cittadino perché evidentemente questa sinergia sa da mettere insieme, cioè quando mi si dice che la ferrovia Padova-Chioggia non può essere fatta perché costa troppo, perché non è possibile stanziare questi 80 milioni di euro circa per i cittadini della Laguna Sud, che ricordo in termini di Interland sono circa 86.000, dico che la città per esempio di Rovigo, che fa 50.000 abitanti, è impensabile che non abbia una ferrovia efficace ed efficiente che colleghi la gente di Rovigo al capoluogo. Prego. La domanda è, noi abbiamo bisogno di vedere un progetto di fattibilità che è già stato fatto dalla Regione e quindi vorremmo da parte sua sulla questione della tratta Padova-Chioggia, la ferrovia, almeno vedere il progetto di fattibilità e poi metterlo in piedi, ma vorremmo anche vedere la fine di una Monselice Mare che è ferma dal 73 ai confini fra la provincia di Venezia e di Padova, sta andando verso, come dire, Milano perché si sta collegando alla Valdastico Sud, ma la Monselice Mare al mare non arriva mai. Prego. Ha toccati dei temi strategici, anche qui collegati al turismo, collegati allo sviluppo dei nostri territori e soprattutto alla valorizzazione della bellezza. Cioè noi abbiamo una laguna, zone meravigliose, tra le più belle d'Europa, che potrebbero essere attrattive di centinaia di migliaia, quindi di milioni di euro per appunto la crescita economica dei nostri territori, lasciati lì, non valorizzate assolutamente. Lei toccava un punto fondamentale, la nautica. La nautica è stata distrutta non soltanto in termini di, voglio dire, posti di lavoro, che sono una enormità, ma noi abbiamo distrutto un settore in cui eravamo delle eccellenze in tutta Europa. Allora io credo che aver distrutto quel settore lì poi via via abbiamo distrutto anche il turismo e la filiera, no? Perché tu nel momento in cui arrivi con una barca e vieni controllato 3, 4, 5 volte da Guardia di Finanza, controlli a raffica, non ci torni più. Non ci torni più nei nostri porti e ti sposti in Croazia, dove ormai non ci sono più posti. Quindi anche da quel punto di vista dobbiamo, come dire, cercare invece di attrarre i turisti, soprattutto quelli stranieri, che poi si sa che è un indotto
importante per l'economia, per i commercianti, per i ristoranti, per gli albergatori. Allora, io su questo tema mi impegnerò non solo per portare a termine quello che dobbiamo fare, ma anche per garantire uno sviluppo ciclopedonale, quel trasporto lento, ma per garantire anche l'efficienza dei nostri treni e del nostro trasporto pubblico locale, perché adesso, voglio dire, le ferrovie del Veneto dal 75 ad oggi subiscono dei rallentamenti mostruosi. Noi qua abbiamo una tabella che ci è stata fornita dal Sole 24 Ore, dove vediamo che la tratta Padova-Monselice, tanto per citarne una, era di 15 minuti nel 75 e oggi è di 20 minuti. La Vicenza-Treviso era nel 75 di 51 minuti, oggi è 60 minuti e via così. Non è possibile. Noi dobbiamo implementare il trasporto su rotaia, oggi è al 5%, noi dobbiamo portarlo ancora di più, arrivando al 15%. Quindi tutti questi temi io penso che possano essere in parte, dobbiamo dare una risposta scegliendo, anche lì facendo delle scelte di investimento. Lo sblocca Italia, ricordiamocelo sempre, il governo Renzi con lo sblocca Italia mette 1/3 delle risorse dello sblocca Italia in Veneto, quindi oltre 3 miliardi e mezzo vanno al Veneto, l'alta velocità, i 2 corridoi europei, i 90 milioni per la Brescia-Padova. Possiamo chiedere di più? Sì. E dobbiamo fare sinergia col Friuli Venezia Giulia? Assolutamente sì. Dobbiamo metterci in moto per il sistema portuale e non dobbiamo sempre subire le scelte. Perché il Veneto non è in grado di imporsi, per esempio, per il porto? Il porto di Venezia deve essere il porto. Non può subire, voglio dire, no, contrazioni e decisioni da parte di nessun altro. Dobbiamo essere noi a guidare le scelte e ci vuole chi abbia la forza di, voglio dire, sedersi intorno a un tavolo e dire: no, guardate ragazzi, siccome il Veneto è la terra dove c'è un gettito fiscale più alto, è il paese e la regione che ha un livello di export più alto, che gode, voglio dire, di tutta una serie di imprenditori che stanno trainando il prodotto interno lordo italiano, noi vogliamo che alcune scelte vengano prese qui.